Nelle ultime 24 ore sono aumentati i casi in Sicilia di coronavirus, sono 16 quelli accertati con circa 2.500 tamponi processati. Di questi la maggior parte, circa 11, riguardano migranti arrivati via mare nelle ultime settimane ed altri ancora invece sono relativi a contagi esterni, cioè indiretti. A preoccupare ulteriormente la situazione è la costruzione di una tendopoli provvisoria tra Militello e Vizzini in provincia di Catania per ospitare i migranti che la Croce Rossa, su disposizione del Ministero dell'Interno e quindi della Prefettura, sta montando con i propri volontari. Una situazione che ha fatto infiammare il governatore Musumeci, che ha dichiarato: pensare ad una sorta di campo di concentramento per centinaia e centinaia di persone in tempo di epidemia significa essere semplicemente irresponsabili. Il ministro dell'Interno intervenga, di tendopoli e di affaristi la Sicilia non ne vuole più sentire. Il governo della regione siciliana è totalmente contrario. Forse qualcuno a Roma, al posto di arrossire per l'incapacità manifestata nell'adottare un piano organico sull'immigrazione durante l'emergenza Covid, pensa di poter continuare a trattarci da campo profughi d'Europa. Ed infatti l'emergenza migranti è legata al doppio filo all'emergenza sanitaria, mettendo in tilt l'intero sistema sui controlli e soprattutto sulla gestione. A Lampedusa sarebbero 2 e non 7 migranti positivi al Covid-19 trasferiti con un apposito aereo a Palermo. I migranti affetti da virus, secondo quanto confermato dalla prefettura di Agrigento, andranno al San Paolo Palos di Palermo, che ha dato la disponibilità, attraverso una procedura pubblica, di ospitare i migranti positivi. La prefettura di Agrigento è già al lavoro per pianificare i nuovi trasferimenti da Lampedusa, provando ad evitare l'emergenza dell'hotspot in contrada Imbriacola, sotto pressione in un momento come questo che, grazie al mare piatto e calmo, ha fatto schizzare nuovamente gli sbarchi, ripresi con maggiore frequenza ed intensità. Sono sbarcati nelle ultime ore a Lampedusa 41 tunisini ed altri gruppi di migranti soccorsi dalla Capitaneria stanno per arrivare. Attivati immediatamente le forze dell'ordine di volontari per la gestione dell'accoglienza con tutte le procedure previste dalle norme Covid.